Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Elettroshock. L'avete visto dalle immagini della nostra copertina, da una parte gli incendi, dall'altra il maltempo, tante le forze impiegate sul campo. È stata una settimana veramente difficile, una settimana di fuoco. Abbiamo titolato la trasmissione di questa sera, martedì scorso, i primi incendi scoppiati sul Carso, poi la Varresia, poi anche la montagna pordenonese. Sui nostri cieli si sono visti tanti elicotteri della protezione civile che cercavano di spegnere l'incendio, i Canadair che sono arrivati in forza e poi tutta la macchina, la protezione civile, i vigili del fuoco e i soccorsi, il corpo forestale della regione, insomma, che hanno cercato di tamponare un'emergenza che non è ancora finita in quella che è una delle estati più calde della storia del nostro Friuli. Insomma, ci mettiamo la siccità e poi abbiamo visto anche i danni del maltempo, perché dopo tanto caldo, quando arrivano le piogge e i temporali, naturalmente si devono contare anche i danni. Cerchiamo di fare un punto di quello che è successo in quest'ultima settimana e di vedere anche qual è la situazione attuale. E con noi, lo ringraziamo molto, il vicepresidente della regione con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi. Buonasera Riccardi. Buonasera a voi. Insomma, li abbiamo nominati, visti anche nelle immagini, i Vigili del Fuoco. Con noi c'è questa sera Valmore Venturini, funzionario dei Vigili del Fuoco di Udine. Grazie Valmore. Buonasera, grazie a lei. Allora, vicepresidente Riccardi, oggi c'è stato il sorvolo, con l'elicottero della protezione civile, sorvolato le zone degli incendi sul Carso, in Valresia. Allora le chiedo subito qual è la situazione attuale, insomma, nella nostra regione per quanto riguarda gli incendi. Ma direi al momento la situazione sia del Carso, con un incendio che è ripartito nel pomeriggio a San Michele del Carso, di cui dobbiamo capire un attimo i contorni, come potrà evolvere, dove eravamo stati colpiti, e in Valresia possiamo dire che quei due fenomeni lì, al netto dei fenomeni minori, ce ne sono stati diversi, a Claut, a Frisanco, purtroppo a Prepotto, dove è mancata Elena Loduca. Ecco, tutti quei fenomeni lì mi sembra di poter dire che sono abbastanza sotto controllo. Ora c'è questa vicenda di San Michele e vedremo come governarla. Sì, perché purtroppo, insomma, quando sembra che alle volte si sia raggiunto l'obiettivo, un po' gli eventi atmosferici, il vento, insomma, questi focolai si possono rialimentare anche velocemente. Ma è evidente, diciamo che noi ci aspettavamo delle precipitazioni importanti, purtroppo queste precipitazioni, come avete fatto vedere, sono andate da altre parti e quindi hanno creato altri danni, altri disagi, altre difficoltà. Venturini, siete stati impegnati come Vigili del Fuoco veramente a forze spiegate, diciamo, su tutto il territorio regionale. Le chiedo come stanno anche le forze dei Vigili del Fuoco, il morale dopo tanti giorni di lavoro. Beh, l'impegno sicuramente è stato notevole, noi abbiamo operato con dei raddoppi turni e con il coinvolgimento, ovviamente come capita sempre in questi casi, per quanto riguarda il territorio della provincia di Udine, anche con i distaccamenti volontari, che sono distaccamenti che danno un supporto fondamentale in situazioni come queste. È chiaro che la situazione, come diceva prima il vicepresidente, al momento è sicuramente sotto controllo, ci aspettavamo dalle precipitazioni preannunciate, ma che peraltro ci sono state ma non hanno investito, come dicono i miei colleghi, il sottobosco, no? Quindi l'innalzamento poi delle temperature può far sì che ripartano delle combustioni e quindi degli incendi. Ma il morale, insomma, buono come sempre. Noi siamo abituati a gestire situazioni come queste. È chiaro che un po' la stanchezza si fa sentire, perché appunto il raddoppio turno significa 24 ore di lavoro e 24 di riposo, quindi con l'andare di giorni sono situazioni che evidentemente pesano un po' anche fisicamente sui colleghi. Certo. Insomma, dicevamo, i primi incendi sono scoppiati martedì scorso nella zona di Monfalcone. Noi siamo andati con Andrea Pierini proprio in quei luoghi per ripercorrere un po' quello che è stato l'evolversi, soprattutto in quella zona, vediamo. Siamo nel punto zero, quello che vedete alle mie spalle laggiù è la zona da cui è esploso l'incendio che la scorsa settimana ha devastato tutta questa zona qua di Carso, arrivando fino alla Slovenia. Si parla di circa 1000 ettari mangiati dal fuoco,
Che cosa abbia scatenato le fiamme è ancora oggetto di indagine. Gli inquirenti stanno lavorando per capire se c'è il cosiddetto dolo, il criminale che con i fiammiferi e con degli inneschi ha scatenato le fiamme, o se, come l'ipotesi uscita nell'immediatezza, a scatenare le fiamme sia stato il passaggio di un treno, come quello che vedete laggiù in lontananza che sta transitando ora, che magari con una frenata ha causato delle scintille, e la mancanza di pioggia, che sapete è un'altra delle criticità di questo periodo storico, abbia fatto tutto il resto, innescando poi dei piccoli focolai. C'è una foto aerea in cui se ne vedono tre, una foto aerea che è stata pubblicata dal sito di informazione Trieste Prima, in cui si vedono già all'inizio di tutto tre focolai siano stati innescati proprio dalle scintille di questo treno. Per capire la drammaticità di questo incendio, guardate, questo qua è un albergo, il ristorante Pacor, e a dividerlo dalle fiamme c'era praticamente solo il vallone, la strada che collega Trieste e Gorizia. Le fiamme hanno lambito praticamente questo edificio, ma in realtà sono arrivate anche oltre, perché qua sotto ci sono delle piante bruciate, e stessa cosa dall'altra parte. E questo è un altro dei punti da cui sono partite le fiamme. Potete vedere là dietro la linea ferroviaria, qua sotto, anzi di là c'è il casello dell'Isert. Qua c'è tutta la zona che poi è stata praticamente distrutta dalle fiamme, che sono proseguiti oltre, andando verso il vallone, verso Gorizia, dall'altro lato verso la Slovenia, ma anche verso Monfalcone. Infatti ci sono stati momenti di veramente paura. Siamo proprio sopra alla zona dell'Isert e in lontananza si può vedere la Fincantieri, la torre che tutti conoscono di Monfalcone, della centrale a carbone, stabilimento di Fincantieri che è rimasto chiuso addirittura 2 giorni perché è troppo il fumo e troppo la fuliggine presente in zona per poter consentire agli operai di lavorare in sicurezza. Anche a Monfalcone il sindaco aveva addirittura emesso un'ordinanza che è durata praticamente tutta la settimana, con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto per proteggersi dalle PM10 che hanno raggiunto livelli molto alti. Si è salvata invece la collina, diciamo quella che sta nella zona dietro a Monfalcone. Là per fortuna le fiamme non sono arrivate, fiamme che sono state comunque alimentate da un vento come questo che sta soffiando in questo momento sul Carso. Si chiude qua questo mini reportage che abbiamo voluto fare in quella che è la zona devastata del Carso, circa 1000 ettari. E gli esperti dicono che ci vorranno dai 10 ai 15 anni per far sì che ritorni la vegetazione che contraddistingue quest'area. Eh sì, questo insomma è il reportage di Andrea Pierini, Riccardi, insomma al netto che siamo ancora in una fase di emergenza naturalmente, però la domanda iniziale che poneva anche Pierini è come sono partiti questi incendi, siete fatti un'idea, può essere doloso, può essere veramente le scintille del treno che abbiano innescato il tutto, vista la siccità? Allora, intanto noi non facciamo i magistrati e quindi cerchiamo di evitare ipotesi, lasciamo che chi deve occuparsi di queste cose se ne occupi, e se rileva la necessità di doverlo fare, sicuramente delle ragioni ci sono, però io credo che una delle ragioni, probabilmente una delle più importanti ragioni, è che noi stiamo vivendo una condizione di siccità senza precedenti. Quindi è chiaro che se noi avessimo avuto un territorio non in siccità come quello, è da giugno che noi soffriamo questo, siamo alla fine di luglio, quindi è evidente che questo ha comportato sicuramente un contributo non banale alle altre ipotesi che restano sul tappeto e che senza partecipare a quel gioco da bar al quale io per definizione non partecipo, dove uno si alza e ci spiega quello che è successo. È successo qualche cosa di importante. Io credo che chi ne ha la responsabilità andrà fino in fondo e troverà le spiegazioni, che non possono essere però una semplificazione che spesso vediamo. Anche chi sta seduto dietro una macchinetta in questi anni ci ha insegnato e ci ha spiegato tutto quello che accadeva. Ecco, credo che sia un modo sbagliato di affrontare una cosa estremamente seria sulla quale bisogna mettere mano, cercare di capire le ragioni e cercare di fare in modo che queste ragioni si debbano evitare per il futuro.
Ah sì, e poi insomma qualcuno dovrà anche stabilire quali sono le cause. L'ha detto lei Riccardi, insomma lo chiedo anche a Venturini, a memoria insomma, è forse la situazione peggiore che si sia verificata in regione a livello di incendi anche per insomma, il territorio colpito. Sì, a livello diciamo di incendi boschivi sì, non ricordo ormai credo... sono 40 anni che opero qui in Regione e non mi ricordo ecco, di eventi come questo. Come ricordava prima l'assessore, stiamo vivendo un periodo eccezionale dal punto di vista atmosferico. Anch'io, anche noi non partecipiamo a questo. Ho sentito di tutto in questi giorni, quindi amici magari che ti chiamano, ti dicono ma dicono che è doloso, eccetera. Beh, è evidente che una situazione climatica come questa non fa che favorire e di molto eventuali inneschi, che siano comunque riconducibili all'azione umana, questo non è che è evidente, altrimenti potrebbe, l'unica causa naturale in questi casi che può accadere, come è accaduto questa settimana, può essere una scarica atmosferica, quindi un fulmine. Il resto non significa ovviamente che si tratti di incendi dolosi, no? Quindi si può le cause possono essere molteplici, magari delle combustioni non controllate. Ecco, io ho ricevuto telefonate proprio questa settimana magari da parte di qualcuno che ti chiama e ti chiede se può accendere la griglia. Sì, non mi aspetterei, ecco, in un periodo come questo qualcuno che chiama i vigili del fuoco in una situazione come questa ti chiede se è autorizzato o meno ad accendere la domenica una griglia, no? Quindi è evidente che le cause potrebbero anche essere queste, no? Se ne è parlato anche, come si faceva accenno proprio al servizio di prima, su polemiche nate appunto dalla vicinanza della linea ferroviaria sul Carso, e sono tutte valutazioni che evidentemente dovrebbero essere fatte. È certo ed è evidente che la situazione climatica è tale che non può che favorire qualsiasi tipo di innesco, come di fatto è accaduto. Ha fatto bene anche a fare insomma, un appello alla responsabilità anche di chi frequenta le nostre montagne in questo periodo. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Di nuovo insieme con Elettroshock stiamo facendo il punto su quella che è stata una settimana di fuoco sul fronte soprattutto degli incendi. Abbiamo parlato della situazione del Carso, di Monfalcone, da dove è partito tutto. Andrea Pierini ha sentito anche il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinti. Sentiamo che cosa ci ha detto. Il bilancio è drammatico non solo per Monfalcone ma per il nostro territorio, il Carso che è casa nostra e forse non ci abbiamo mai pensato veramente prima, ma è devastato. Sono stata assieme alla Protezione Civile, al coordinatore della squadra di Monfalcone Andrea Olivetti domenica a fare una visita all'interno della zona carsica, in particolare nella zona che comunque costeggia la ferrovia, quella che per noi avvia verso il percorso della Grande Guerra, quindi la zona a ridosso anche della ferrovia, e devo dire che c'è una devastazione totale. È bruciato tutto, alberi, sottobosco, una situazione drammatica. Ancora più drammatica la situazione in Slovenia, quindi dal punto di vista naturalistico e ambientale è stato fatto un danno gigantesco. Faremo di tutto perché ci sia anche una comprensione del come mai qua ci sono continuamente degli incendi. Questo ha avuto una dimensione pazzesca, enorme. I vigili del fuoco mi hanno detto che non hanno mai visto una cosa del genere, anche perché chiudevano da una parte e se ne apriva un'altra. Sono salita con loro e con la forestale e la protezione civile sulla cima da cui si dominava sia il paesaggio italiano che anche il Carso sloveno, e ho visto delle cose veramente incredibili. Allora ci dobbiamo domandare come mai in questa zona della ferrovia continuamente ci sono degli incendi, anche piccoli, ma ce ne sono, un numero elevatissimo. Io lo so perché sono a capo della protezione civile di Monfalcone e le dirò che nel 2022, 21, 20, per questi 5-6 anni di amministrazione che sto facendo, la nostra squadra esce di continuo. Allora non vorrei che ci fosse una motivazione che non è stata ancora mai risolta. La ferrovia RFI gestisce bene tutto ciò che sta attorno ai binari? E domanda numero 2, e la pongo perché mi è stata fatta da persone che da questo punto di vista sono professionalmente competenti. La velocità, il freno, la scintilla che parte nel passaggio genera o può generare queste problematiche e come possono essere affrontate e risolte, perché il danno non è solo ambientale, che per me è quello più importante, è anche economico.
perché tutto ciò che è successo ha avuto dei risvolti da un'infinità di punti di vista, anche della salute, che è l'ultimo punto che volevo trattare in questa analisi. Noi ci siamo svegliati, non abbiamo dormito martedì notte, ma questo non è un problema, ma alle 5:30 di mattina io mi sono sentita con ARPA, che ringrazio, e anche Asugi, perché il valore PM10 qui era di 1448, il limite è 50. Quindi con un PM10 che poi è durato non a questi livelli ma molto oltre i limiti per molti giorni, è chiaro che le ordinanze che abbiamo fatto andavano proprio nel segno di tutelare la salute delle persone. Allora Riccardi, due temi posti dal sindaco di Monfalcone, il discorso della ferrovia, di una protezione della ferrovia, e poi insomma le polveri sottili che abbiamo visto hanno avuto picchi altissimi, anche se poi le cose sono rientrate fortunatamente in modo veloce. Ma guarda, io ho ascoltato il sindaco di Monfalcone, insomma, gli spunti che dà sono condivisibili, ma devono essere maneggiati da altri. Tutti siamo preoccupati che ci sia l'imbecille che accende il fuoco, e c'è sempre stato e purtroppo ci sarà. Le condizioni della rete ferroviaria che potrebbero, anche quelle, come lei dice, generare, basta una scintilla, no? Ecco, sicuramente ci sono delle ragioni che oggi possono essere soltanto però vagliate dall'autorità inquirente. Guai se noi ci mettessimo a fare il lavoro che è degli altri. Io mi auguro che questo lavoro venga fatto, perché è altrettanto vero che le conseguenze di questo fenomeno, dal punto di vista ambientale e naturalistico, non serve neanche che ci perdiamo qualche minuto in più. Ma è chiaro che questo, in termini di inquinamento, il valore delle polveri, i disagi determinati dalla mobilità delle persone, l'impatto di salute nei confronti delle stesse, le attività economiche che hanno subito un rallentamento, alcuni addirittura hanno dovuto chiudere per alcuni giorni, è evidente che questo è un fenomeno, lo ricordavano tutti prima, anch'io quando sono andato nei luoghi insomma, non respiravamo. Io ho sempre l'abitudine di avvicinarmi alle persone che vedo più esperte, se non altro perché hanno qualche capello bianco, e la prima cosa che mi hanno detto, io sono 30-40 anni, come diceva Valmore Venturini poco fa, io sono 30-40 anni che faccio questo lavoro e una cosa del genere non l'ho mai vista. Cioè noi stiamo parlando di oltre 1000 ettari in Italia, e quando parliamo, sommiamo l'area, quindi 1000 ettari in Italia significa non soltanto il Carso, anche quello che è accaduto a Resia, a Prepotto, ma se sommiamo quello che stimiamo da noi e quello che stimiamo in territorio roveno, stiamo parlando di un'area che supera, che è vicino ai 4.000 ettari, cioè 3.700 ettari, quindi le proporzioni, io questa mattina sono andato in elicottero a guardarle, poi le stiamo vedendo, fanno spavento. Questo va inserito anche altro, perché a un certo punto c'è stato il problema della protezione degli impianti della SNAM. L'altra cosa che siamo riusciti a contenere è stata l'alimentazione dell'intera città di Trieste, cioè la linea elettrica di Trieste è alimentata da 3 linee, 2 di queste sono state sganciate, perché 2 di queste in Italia, perché erano a ridosso di Medeazza, che era uno dei punti maggiormente colpiti, quindi per un certo periodo con dei disagi l'alimentazione partiva da Divaccia con una linea metà in territorio sloveno e metà in territorio italiano, a Padriciano, avrebbe potuto pregiudicare anche quello se il Carso sloveno fosse stato ancora più colpito, ed è già stato abbondantemente colpito dalle fiamme. Ecco, poi l'impatto delle polveri ne abbiamo parlato, e poi evidentemente l'altro aspetto è stato il sistema della circolazione, perché la rete ferroviaria si è fermata, l'autostrada l'abbiamo chiusa. Ha funzionato la statale 14, ma evidentemente una statale, quando tu riversi il traffico anche pesante fuori dalla rete autostradale, è evidente che ha un impatto di un certo tipo. Abbiamo visto quello che abbiamo dovuto subire, anche quello determina l'inquinamento. Poi c'è stato anche un altro aspetto legato alla crisi del blocco del porto,
perché il porto a un certo punto, il porto di Trieste, aveva questo traffico che non poteva muoversi e quando abbiamo aperto la direzione est dell'autostrada c'era un traffico che andava e andava anche verso il porto. Noi abbiamo dovuto accelerare in tutti i modi l'apertura della carreggiata ovest, perché altrimenti avremmo avuto quel traffico che stava all'interno del porto e non poteva uscire, mentre c'era una parte del traffico, avendo aperto la carreggiata est, che entrava dentro il porto. Quindi è evidente che ci sono tutta una serie di complicazioni, per non parlare poi del fenomeno resiano, che è quello che in questo momento ancora ci sta preoccupando. Quella poi, è una valle chiusa. E poi ne parliamo, scusi se la interrompo, perché concludiamo il capitolo Carso, poi ci spostiamo anche in Varese, dove anche lì la situazione è parecchio complicata. Sentiamo anche i sindaci di Doberdo del Lago e Savogna d'Isonzo, altri due territori, insomma, parecchio colpiti. Vediamo. Più o meno una settimana dall'incendio che ha devastato questa zona del Carso, com'è oggi la situazione? Ma oggi la situazione sicuramente è stabile, nel senso che praticamente c'è gli incendi, in questo momento sono stati domati, ovviamente c'è sempre la paura di eventuali riprese, anche perché purtroppo c'è una secchezza costante, anche le piogge che abbiamo avuto non sono sufficienti, diciamo, a bonificare tutta la zona e quindi viviamo sempre sul chi va là. Il punto è che comunque rispetto a una settimana fa in cui l'incendio praticamente aveva anche colpito gli abitati, ovviamente viviamo una situazione migliore. In questo senso sono già rientrati a casa gli sfollati? Sì, ma questo già diversi giorni fa. I danni invece è presto per una conta complessiva? Sì, ovviamente, anche perché ogni ente dovrà valutare praticamente i danni che ha subito, come ovviamente bisognerà avere anche una cernita di quelli che sono stati i danni subiti dai privati. Alta l'attenzione, in questo momento non ci sono focolai, però non si molla perché qua basta poco e il vento in questo momento non aiuta sicuramente. Sicuramente, peccato che si aspettava una pioggia molto più intensa, invece questo non è avvenuto, però almeno la temperatura si è abbassata, questo è già una cosa molto positiva. Speriamo che finisca perché veramente dopo 10 giorni la gente comincia a essere veramente stanca e tutti dobbiamo sperare che piova veramente. In questo senso cosa si poteva fare che non è stato fatto? Gli incendi sono imprevedibili, però c'è un po' di attenzione verso la linea ferroviaria, da cui sembra, si dice, potrebbe essere scaturito il tutto. Sì, ma col sembra si potrebbe, non si crea niente. Adesso fare polemiche su cose che anche forse non veritiere non me la sento. Sicuramente dovremmo intervenire sulle piste tagliafuoco, quello sicuramente, e anche sulla protezione civile da dare più importanza, non tanto più importanza, ma tanto avere molto più volontari pronti a dare una mano alla popolazione, in casi come questo, che dopo sono casi un po' anche eccezionali, no, diciamo. Venturini, dopo le operazioni di spegnimento ci sono anche quelle di bonifica, ecco, come si procederà da quel punto di vista? Beh, noi attualmente stiamo presidiando diverse zone in questa fase, siamo presenti su in Val di Resia, quindi ovviamente attenti a quanto eventuale riaccendersi di focolai. Naturalmente le squadre a terra possono operare nelle zone di interfaccia, soprattutto presidio di centri abitati, e per il resto le zone più alte è logico che si può operare solo con mezzi aerei, quindi l'attenzione è questa, ecco, è evidente che poi un'opera di bonifica puntuale non può essere che fatta con eventuali eventi atmosferici, in questo caso la pioggia, perché però insomma il presidio consiste nel monitorare la situazione e verificare se vi sono dei focolai e quindi intervenire prontamente per spegnere eventuali riaccensioni. Questo è il compito che viene demandato alle squadre a terra nostre. Ecco, anche per far capire, quando è partito il primo incendio, no? Uno dice ma non si poteva domarlo subito, ma insomma l'incendio quando parte non è che aspetta molto, tempo di arrivare sul posto ormai diventa incontrollabile. Credo che ci sono diversi filmati che girano e ci sono fronti di avanzamento con la vegetazione nello stato in cui si trova, quindi la siccità e le condizioni peraltro ideali per far venire una combustione che diciamo non consentono di intervenire sicuramente da terra, no, ma solo con mezzi aerei, quindi il controllo purtroppo in questi casi non può che essere fatto con
con interventi o con Canadair o con elicotteri, cosa è quella che si sta facendo, quindi coordinati peraltro da direttori di operazione di spegnimento che operano da terra e che danno tutte le indicazioni necessarie ai piloti degli aerei, e soprattutto degli aerei ma anche degli elicotteri, per decidere i punti in cui bisogna intervenire per sganciare l'acqua. Grazie, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi vediamo qual è la situazione anche della Varresia tra poco. Ancora insieme con Elettroshock abbiamo fatto il punto della situazione degli incendi per quanto riguarda il Carso. Ci spostiamo adesso in Valresia, vi proponiamo le parole della sindaca Miceli, intervistata ieri da Alberto Comisso. Poi nella giornata di oggi ci sono state tra la notte e la giornata anche dei chiarimenti, poi ce li racconterà il vicepresidente Riccardi. Sentiamo le parole della sindaca. Io stamattina definivo i miei abitanti dei prigionieri, perché di fatto questo è. Purtroppo nessuno si è cercato questa situazione, adesso dobbiamo gestirla. Abbiamo un incendio ancora in corso, non è in una fase di bonifica ma in una fase di spegnimento, che insiste su una viabilità compromessa e una viabilità alternativa parziale che non è sufficiente. Per cui è ovvio che avere 1000 persone confinate, no, in una valle da 7 giorni inizia a diventare un po' pesantino, è vero? E quindi sì, bisogna un attimino trovare degli equilibri. Ci sono persone che per non mettere a repentaglio la vita dei soccorritori preferiscono fare 40 minuti di sentiero che porta all'abitato di Povici in comune di Resiuta, che hanno lasciato lì la macchina e da lì partire per andare a lavorare. Quindi ritorna un po' lo spirito della montagna, dove l'arte di arrangiarsi arriva al primo posto, no? Ma non è una cosa che si può pensare di mantenere per così tanto tempo. Noi abbiamo chiesto aiuto all'assessore Riccardi, alla Protezione Civile regionale. L'EDR ieri ha fatto una verifica puntuale sulla parte geologica dei versanti, perché questo è un territorio di per sé instabile e quindi questa strada, l'ex provinciale 42, al momento non presenta un livello di sicurezza quel livello che dovrebbe avere. Per questo si lavora sulla viabilità alternativa e noi sulla viabilità alternativa ci dovremo passare delle settimane per ritornare ad avere una strada normale percorribile. Per cui è tutto un problema in prospettiva, ma bisogna iniziare a risolvere le cose un po' alla volta, se no le persone hanno ragione ad essere arrabbiate. Da parte nostra cosa vuoi? Aiutare la popolazione, ha bisogno di qualche cosa, glielo portiamo, glielo allunghiamo, aiutiamo il sindaco a scaricare un po' dei suoi impegni e noi facciamo del nostro meglio per sostenere. L'abbiamo sempre fatto, è il pane quotidiano del volontario. Il volontario crede in quello che fa, mette l'anima, lascia la famiglia a casa. Cerchiamo di essere attivi il più possibile. Allora Riccardi, questa mattina dopo il sorvolo aereo si è fermato anche con un vertice, anche con il prefetto, EDR, Vigili del Fuoco a Resia, avete parlato anche con la sindaca, insomma qual è la situazione adesso per la Varresia, per la viabilità, insomma che cosa sono le ultime risultanze? Allora, la Varresia ha un unico collegamento che è stato ostruito dall'incendio che si è propagato nel tempo allungandosi e compromettendo il versante e mettendo in pericolo la viabilità stradale. Quindi il sindaco è stato molto bravo, molto brava nel scortare le persone sull'assistenza di necessità. La prima parte dell'incendio aveva generato la realizzazione di un'opera che noi abbiamo fatto in 3 giorni, di 5,5 km, però poi il fuoco è ulteriormente aumentato e ha compromesso un altro chilometro del versante. Immediatamente siamo partiti con la realizzazione di un altro chilometro e 100. Questa mattina io ho chiesto al prefetto che è arrivato questa mattina, era a Ferrara, è arrivato anche lui a Resia, al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, con noi c'era anche Valmore Venturini, c'era il commissario dell'EDR che ha la responsabilità della viabilità, quindi c'erano tutti, c'era il corpo forestale, c'era tutta la protezione civile, quindi noi siamo in grado entro venerdì sera di aprire l'ulteriore tratto. A quel punto la viabilità alternativa che consentirà alle persone di muoversi rispetto ad oggi sarà utilizzabile. Da oggi, come è stato fatto nel corso di questi giorni e come si farà fino a venerdì,
il sindaco, concordando con il gestore della strada, che ha la responsabilità della strada, che è l'EDR, individuerà le misure e i soggetti che hanno bisogno, hanno la necessità di doversi muovere. Per il resto noi stiamo cercando di garantire nel migliore dei modi tutta l'assistenza, tutto il materiale, tutti gli strumenti che possono essere possibili, e stiamo vivendo purtroppo un'emergenza e questa difficoltà. Io stamattina abbiamo visto sopra, meno male che c'era il canalone di roccia dall'altra parte, perché altrimenti noi avremmo avuto questa situazione anche sull'altro versante con il problema della Pontebana, e quindi io comprendo i disagi, comprendo la paura, comprendo le arrabbiature, comprendo tutto, però più di fare le cose in questi tempi limitati, io non credo che altre soluzioni sarebbero state possibili. Mi pare che stamattina anche col sindaco abbiamo condiviso tutte le cose, quindi superiamo ancora questo giorno e mezzo di difficoltà, e poi io mi auguro che a venerdì questa situazione ritorni, non dico alla totale normalità, ma insomma però le persone potranno muoversi. Ecco. Altro tema invece è che cosa succederà sul versante. Noi dobbiamo, questo è l'impegno che il commissario, il dottor Viola, questa mattina si è assunto, la ricognizione puntuale del versante per gli interventi necessari, i disgaggi e la messa in sicurezza di quella viabilità, perché quella viabilità diventa determinante. Noi siamo a fine luglio, noi abbiamo realizzato la pista nell'alveo del torrente, quindi è evidente che davanti a delle precipitazioni che in autunno potranno esserci, quella viabilità potrebbe saltare, quindi noi dobbiamo correre, loro devono correre, noi faremo quello che serve se ci tireranno in campo anche noi, per disgaggiare, mettere in sicurezza il versante e riaprire quella viabilità che ha bisogno di essere riaperta, perché la pista che abbiamo realizzato non può andare oltre la stagione calda. Messaggio lanciato anche ai resiani che noi abbiamo sentito, insomma, come vivono questa sorta di isolamento, vediamo. Ci si sente essere chiusi qua nella vallata. Portiamo pazienza, insomma. Abbiamo 2 alimentari, insomma c'è il panificio, abbiamo tutto in vallata, quindi resistiamo. C'è una vita quasi normale, l'unico problema è soltanto la viabilità, ma per il resto non incide su quello che è la giornata tipica qui a Resi. Questa è una situazione, diciamo, particolare. Abbiamo dei disagi perché, ad esempio, avrei voluto mangiare una pasta asciutta qui al ristorante, ma i viveri scarseggiano. Io spero che mi riportino la viabilità in servizio entro venerdì, da poter rientrare a casa, perché lunedì lavoro. Io se devo andare giù a Resuta non posso andare, perché o devo andare su in comune a fare un permesso speciale per andare giù, o se no non so come fare, devo andare giù a piedi. Mia moglie, no, fa 7 chilometri alla mattina e 7 chilometri alla sera, sono 7,14. A piedi? A piedi. Allora mi dica lei che sistema è? I disagi ci sono, ma sono molto limitati, perché c'è la buona volontà di tutti quelli che si danno da fare, perché capiscono che è un evento che non è che l'ha comandato qualcuno. Era imprevedibile. E quando succedono queste cose, l'unica cosa, come l'ha detta parecchie volte anche la nostra sindaca, ci vuole pazienza. Di viveri non ce ne sono molti, turisti pochi, perché non riescono ad arrivare, quelli che arrivano sono a piedi e non tutti, diciamo, hanno questa voglia di attraversare quel percorso alternativo che c'è in parte alla strada. Sono andata a piedi però per la strada secondaria, diciamo, e bello il percorso che hanno fatto, innanzitutto in tempo record, bravi a tutti coloro che hanno lavorato e che hanno dato una mano in questa situazione. E insomma sentiamo anche la popolazione riconosce anche gli sforzi che vengono fatti, insomma i danni dicono ci sono, i disagi ma tutto sommato limitati, insomma è gente che sa adattarsi alle emergenze. Venturini, qual è il rapporto anche che c'è con la popolazione, insomma in questi casi di emergenza, insomma i vigili del fuoco vengono sempre visti come un simbolo di speranza, ecco, di aiuto, quindi come si vive questo rapporto con
con le persone? Rapporto sempre buono, ottimo direi, no? Quindi sia in questo caso ma anche quando siamo nelle situazioni anche un po' in giro per l'Italia, come ci è capitato, terremoti, quindi beh sì, un rapporto ottimo direi con la popolazione. Anche in questo caso noi opereremo anche stasera con un presidio fisso in Val di Resia, quindi opera il distaccamento di Gemona per qualsiasi emergenza, e quindi credo che sì, la popolazione forse con la situazione l'ha capita, come accennava prima il vicepresidente. Oggi c'è stato un incontro importante promosso appunto da lui per risolvere questa criticità, e la soluzione credo che sia stata condivisa da parte di tutti. È evidente che interventi come questo, purtroppo incendi come questi, non provocano solamente danni evidentemente per quanto riguarda il fronte del fuoco, ma danni che possono coinvolgere la viabilità, perché c'è il pericolo, soprattutto se si tratta di arterie che sono delimitate da costoni di roccia, della caduta di massi, danni a infrastrutture strategiche, si accennava prima all'oleodotto della SIOT o linee elettriche che anche proprio su Resia, ecco, ci sono stati dei problemi di distacco di energia elettrica e quindi conseguenti anche alla viabilità, con una serie di disagi e danni anche, no, faceva accenno prima all'inquinamento atmosferico laddove l'incendio si protrae per più giorni. Comunque il rapporto, come dicevo prima, insomma, è sempre stato su tutti gli interventi di calamità, e lo possiamo considerare anche questo un ottimo rapporto con la popolazione. Sì, insomma, abbiamo visto i disagi, sono risolvibili. Purtroppo questo incendio della Val Resia ci è costato anche un morto, Elena Loduca, poliziotta del commissariato di Cividale, che era impegnata, coordinatrice della protezione civile di Prepotto. Riccardi, oggi c'è stato, questa sera, il rosario, domani mattina ci saranno i funerali. È un po' un simbolo, insomma, di chi mette a disposizione veramente la propria vita per la comunità. E quindi vale la pena ricordarla, insomma, anche con le sue parole. Elena Loduca la conoscevo, e ne conoscevo il carattere. Era un guerriero. Quando ci siamo visti con suo marito, io sono corso subito, io gli ho detto che era una guerriera. Io me la ricordo con una forza straordinaria. Ti contestava quando non condivideva le cose, ma era sempre molto circostanziata, ti dava ragione quando avevi ragione, e quando non condivideva quello che dicevi te lo diceva senza paura ma con grande rispetto. È un esempio di quel sistema del volontariato. Tra l'altro lei è anche, insomma, un agente della questore, quando ci siamo sentiti era una brava poliziotta. Ecco, io penso che proprio nel ricordo di Elena, che ricorderemo domani, noi dobbiamo stringerci tutti, perché l'esempio, la lezione che lei ci lascia, lei ha smontato alle 13:40 ed è andata alla bonifica a Cialla. Ecco, l'esempio, il testamento che ci lascia Elena è che quando accadono queste cose ci si deve stringere. Noi abbiamo cercato di fare questo. Lei ha sempre fatto questo, e quindi dai prefetti ai sindaci, alle popolazioni, ai volontari di protezione civile, che io voglio ringraziare, sono stati circa 1 migliaio soltanto in questi giorni a essere impegnati, ai vigili del fuoco, al corpo forestale, ai tecnici dell'ARPA. Cioè abbiamo fatto quel lavoro che abbiamo fatto anche insieme a lei, e lei di questo è stato un esempio. Io posso garantire che il colpo di questa cosa che è accaduta, ed è accaduta a una donna molto precisa che aveva fatto tutte le attività formative sulla sicurezza, è un colpo molto duro, perché lei era un esempio, era molto riconosciuta anche lei era il coordinatore del gruppo comunale, e quindi oltre ai suoi ragazzi e alle sue ragazze c'era un collegamento con tutti gli altri coordinatori. Io questa mattina ho incontrato il coordinatore di Monfalcone, eravamo a Iamiano e l'abbiamo ricordata e ci siamo fermati e nessuno riusciva ad andare via, ma per dirne uno che è quello di questa mattina, potrei parlare di tutti gli altri, tutti quelli che erano lì anche quando siamo arrivati
sul luogo di questa tragedia che nessuno avrebbe voluto vedere e nemmeno raccontare. E domani insomma, sarà anche la giornata dell'ultimo saluto per Elena Del Duca. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi perché poi parliamo ancora della montagna pordenonese e anche della siccità tra poco. Ultima parte di Elettroshock, stiamo ripercorrendo quella che è stata una settimana di fuoco, abbiamo visto il Carso, la Valleresia, poi l'ultimo focolaio insomma, attivo, poi è stato anche domato, è quello sul Monte Raut, sul versante di Frisanco. Vediamo in questo servizio insomma, la giornata in cui, insomma, più delicata, in cui insomma, sono state ore d'ansia per la montagna pordenonese e poi insomma, con il miglioramento di oggi, vediamo. Il fuoco sul Monte Raut tiene in ansia la montagna del Friuli occidentale. Dalla mattina di oggi è stato un via vai di 2 elicotteri alimentati dalla vasca riempita dai vigili del fuoco del comando di Pordenone per cercare di domare le fiamme divampate sul versante di Frisanco. Il rogo è stato innescato probabilmente domenica da un fulmine, ma la situazione pareva sotto controllo. Poi l'incendio si è esteso. Impegnati anche i volontari della Protezione Civile Antincendio e il Corpo Forestale Regionale. A dare supporto anche 2 Canadair che dopo i rifornimenti sul lago di Santa Croce hanno riversato 6.000 litri d'acqua a Viaggio. E speriamo che si riesca a spegnere perché ormai è scollinato e quindi sta bruciando anche l'altro versante. È molto più boscato di questo, va giù verso la Val Silisia, quindi dalla parte di Chievoli, sicuramente un'area molto più boscata e molto più difficile da frenare, quindi l'intervento che dei Canadair punta molto all'altro versante proprio per evitare questa propagazione. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Spilimbergo, anche se non c'è nessun pericolo per la popolazione. Segnalati in giornata anche altri focolai a Claute e Montereale, ma di piccole dimensioni. Preoccupazione anche ad Andreis, l'altro versante del Raut. Nel weekend la Protezione Civile ha svolto diverse pattuglie perché i turisti della domenica non accendessero roghi. Il vero alleato però resta la pioggia, attesa nelle prossime ore. L'allerta meteo della Protezione Civile metterebbe pioggia insomma, da questa sera a domani sera, speriamo che corrisponda alla realtà, che sia una pioggia intensa e che possa fare l'effetto che non riusciranno a fare gli uomini insomma, in questo intervento di spegnimento. Roghi sotto controllo nel Pordenonese. L'incendio sul Monte Raut a Frisanco è praticamente spento anche grazie alle piogge della serata di martedì che hanno dato manforte ai carichi d'acqua riversati dal cielo dagli elicotteri della Protezione Civile e dai Canadair impegnati sul posto. La situazione al momento non desta più preoccupazioni. Ad ardere era una zona boschiva sulla vetta del monte, ben lontana dalla popolazione. Il pericolo era quello che l'incendio scavallasse sull'altro versante, ma l'attività dei soccorritori, vigili del fuoco, Protezione Civile e Corpo Forestale Regionale ha evitato il peggio. A seguire le operazioni anche il sindaco Sandro Rovedo, che dopo 2 giorni di ansia può tirare un sospiro di sollievo. Restano comunque pesanti i danni ambientali con ettari di bosco andati in fumo. La tensione resta comunque alta perché il rischio che i focolai riprendano vigore c'è ancora. In miglioramento anche la situazione a Clauti in Val Settimana. Anche qui elicotteri e Canadair hanno fatto la loro parte e dalla serata di ieri le fiamme non ardono più. Il monitoraggio su tutta la zona resta attivo. Ecco Riccardi, insomma anche per il Pordenonese la situazione insomma, è rientrata e migliorata. Sì, almeno ho ascoltato anche al telefono in questi giorni, in particolare il sindaco di Frisanco, mi pare che anche lì abbiamo mandato subito i mezzi, perché c'è un altro aspetto che va sottolineato, oltre a dover ringraziare anche le forze di polizia, i carabinieri, i Guardie Finanze, tutti coloro che hanno, per le polizie locali, che hanno lavorato attorno a tutta questa esperienza. Noi abbiamo avuto una grande alleanza con lo Stato, perché il Dipartimento di Protezione Civile ha inviato mezzi, abbiamo avuto 9 Canadair qui, cioè non è una cosa di poco conto. Diciamo che ci sono anche dei costi alle spalle in queste operazioni certo, importanti. Se non avessimo avuto questo sostegno, alla fine noi abbiamo avuto 25 mezzi tra elicotteri e Canadair che hanno volato e si sono spostati da un punto all'altro e noi siamo riusciti a governare questo sistema che altrimenti non saremmo stati in grado di poterlo fare senza la capacità dei Canadair e degli elicotteri. Addirittura in determinati momenti, neanche avendo la possibilità di andare a prendere l'acqua nel punto più vicino, insomma, abbiamo superato un po' di difficoltà, però mi pare che insomma, la situazione sia stata gestita anche in questo caso nel migliore dei modi, insomma, secondo la tradizione del sistema di protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Sì, e su questo diciamo, siamo imbattibili per fortuna. Avevamo sentito anche il sindaco, l'allerta meteo che c'è stata,
si aspettavano le piogge per dare una mano agli incendi, in realtà sono arrivate poi le raffiche di vento, le trombe d'aria, insomma che in alcuni... Questo è un elicottero che ci ha mandato il Trentino. Ecco, questo è l'elicottero del Trentino, ecco, tanto per dire anche qual è insomma, la capacità di fare squadra anche da questo punto di vista. Dicevo, poi quando è arrivato poi il maltempo sono arrivati anche i danni che vendiamo in questo servizio, ho colpito in questo caso il Pordenonese nella zona insomma, tra Roveredo, San Quirino e Fontana Fredda in modo particolare, vediamo. 10 minuti di terrore con raffiche di vento ben al di sopra dei 100 km all'ora. La tromba d'aria che attorno alle 2:40 della scorsa notte ha sferzato il Friuli occidentale ha lasciato dietro a sé danni e paura, in particolare a Fontana Fredda, San Quirino e Roveredo, ma anche nella zona di Vivaro. Case scoperchiate, fabbriche, aziende agricole in ginocchio. Il telefono della sala operativa dei Vigili del Fuoco non ha smesso di suonare. Centinaia le chiamate per gli interventi dei pompieri di Pordenone, andati avanti per tutto il giorno con il supporto dei colleghi di Udine e del vicino Veneto. Milionari i danni a case, aziende e strade. Se fosse accaduto di giorno le conseguenze potrebbero essere state tragiche. Si registra comunque una persona ferita, una donna di Roveredo, colpita da alberi o detriti e finita in ospedale. I sindaci di San Quirino, Roveredo e Fontana Fredda sono pronti a chiedere lo stato di calamità. La tromba d'aria è partita da San Quirino, Roveredo è arrivata a Fontana Fredda. Qui abbiamo avuto i danni, fortunatamente ci siamo già attivati per ripristinare parte del tetto del palazzetto, stiamo facendo le stime proprio per metterci insieme agli altri due comuni e chiedere lo stato di calamità naturale. Le varie squadre della protezione civile con assessori e coordinatori hanno lavorato fin dalla notte. L'azienda MT ha subito un blackout ed è rimasta chiusa. Vista l'emergenza, GEA ha dato vita ad aperture straordinarie nei centri di raccolta per rifiuti a San Quirino e Roveredo. Paura e rabbia per chi è stato colpito in modo pesante, come in questa casa di Via Leopardi a Fontana Fredda. Ci ha tolto via un piano del nostro garage. Fortuna tutti quanti in casa chiusi, non ha fatto nessun danno a persone. Paura? Eh sì, dal rumore in quel momento sì, tanta anche. Ecco Venturini, insomma i vigili del fuoco passano dall'emergenza incendio a catapultarsi subito laddove insomma si presentano queste scene, anche lì insomma avete operato in massa. Sì, purtroppo queste sono le zone quando si verificano eventi come questi che possono essere caratterizzati come lo sono da intense precipitazioni nell'arco di un tempo piuttosto limitato, quindi collegate molto spesso a intense raffiche di vento e conseguentemente quindi rimozione di alberi, interruzione di linee elettriche, cadute di cornicioni o altro. Sono interventi piuttosto lunghi di solito, quindi non si esauriscono in poco tempo, c'è la necessità di operare in altezza, quindi con autoscale. I comandi non è che possono disporre di una o due autoscale, no? Quindi questa è un po' la criticità che peraltro è limitata ed è questa, è evidente, insomma, quindi quando abbiamo a che fare con interventi di questo tipo è evidente che vengono raccolte tutte le schede e si esauriscono soprattutto con l'azione con il supporto delle squadre volontarie quindi questa è una regione evidentemente dove il volontariato è molto presente, lo è presente come si ricordava prima nella protezione civile, ma lo è anche nei vigili del fuoco, quindi ci sono distaccamenti importanti, penso a Lignano o penso a Codroipo, non potrei fare un elenco molto lungo, quindi squadre che sono in grado di poter supportare la componente permanente dei vigili del fuoco, soprattutto diciamo in questi eventi, ecco, quindi man mano che dopo viene fatto appunto un elenco degli interventi da fare e vengono date delle priorità, quindi privilegiando quegli interventi che evidentemente devono essere fatti, hanno delle priorità e quindi soprattutto rimozione di tetti pericolanti o altro, quindi tutto ciò che in qualche modo dopo può costituire pericolo, ecco, quindi sono interventi che si esauriscono non in una giornata certamente, ma possono andare avanti anche per più giorni, col supporto, come si diceva prima, non solo del territorio di appartenenza della provincia, ma anche chiedendo il supporto di squadre da altri comandi e anche da fuori regione, quindi devo anche ricordare che proprio recentemente, ecco, questa settimana è stato aperto anche il presidio stagionale di Lignano Sabbiadoro, quindi le forze in campo purtroppo sono quelle che sono, ecco, e cerchiamo di sopportarle come l'abbiamo sempre fatto nel migliore dei modi. Riccardi, anche qui abbiamo visto la protezione civile, insomma, la tromba d'aria è arrivata attorno alle 2:40 di notte, subito 10 minuti dopo erano tutti in strada a cercare di dare una mano, insomma anche questa è la testimonianza della capacità di dare una risposta immediata. Beh, insomma la nostra è un'esperienza che parte da lontano, risponde
all'intuizione di Giuseppe Zamberletti e io penso che se noi negli ultimi anni usciamo senza essere ancora usciti da una pandemia, abbiamo avuto l'assistenza ai profughi della guerra, ci sono gli incendi, ricordo che alcuni dei nostri sono in Puglia per gli incendi, quindi sono stati anni molto difficili, noi li abbiamo anche ringraziati la scorsa settimana, è un volontariato di generosità ma anche di competenza, perché nel corso degli anni la Regione senza distinzione tra le appartenenze non ha mai finito di investire, no? È importante la formazione, sono importanti gli strumenti che mettiamo a disposizione, le tecnologie che mettiamo a disposizione. Quindi noi abbiamo delle forze che sanno lavorare più con l'acqua, altri che sanno lavorare più col fuoco, altri, cioè a seconda di dove sono anche, di dove abitano, quindi possiamo dire anche guidati da una pattuglia importante di decine e decine di tecnici che fanno parte del sistema di protezione civile a Palmanova. Insomma, siamo considerati una delle eccellenze di questo Paese, non per niente anche con l'accordo e la collaborazione anche con la direzione della salute siamo stati individuati addirittura con la presenza del Presidente del Consiglio Draghi a Palmanova come lab anche della gestione dei farmaci. La campagna vaccinale non si sarebbe fatta se non ci fossero stati i volontari della protezione civile e la stessa cosa, quello che stiamo vivendo, non avrebbe queste risposte se non ci fossero loro. Ecco, c'è speranza, i 3 sindaci chiederanno lo stato di calamità naturale, abbiamo visto per quanto riguarda eventi simili ad Azzano Decimo l'anno scorso non è arrivata, la domanda si farà, poi dipenderà molto da che cosa. È un provvedimento dello Stato, quindi noi avanzeremo questa proposta al Consiglio dei Ministri e vedremo che tipo di risposta avremo. Sì, siamo praticamente giunti alla conclusione di questa puntata, voglio chiudere con Venturini nel chiederle, prima abbiamo ricordato Elena Loduca, voi quando uscite lo fate naturalmente perché è il vostro lavoro, ma vi trovate tutti i giorni in condizioni di pericolo, di questo naturalmente siete consci e lo fate comunque, è bene sottolinearlo perché la gente sappia che voi ci siete, ma mettete sempre a rischio la vostra vita. Sì, l'opera di formazione continua, soprattutto per quanto riguarda il nostro lavoro, quindi noi, la sicurezza sui luoghi di lavoro per noi è importante, quindi negli ultimi anni soprattutto che è stata fatta un'azione costante e continua di formazione di tutto il personale, quindi credo che questo sia necessario e indispensabile per affrontare situazioni nelle quali un vigile del fuoco è chiamato a operare. Grazie allora Valmore Venturini, grazie al Vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi per essere stati con noi nonostante queste che sono ore difficili. Grazie ancora. Grazie a voi. Finisce qui questa puntata di Elettroshock, grazie anche alla regia di Francesco Snidero, Simone Caramaschi, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, buona serata a tutti.